Eder. Mech. Pallister. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più? Niente. Per me è una questione di incontinenza, non riesco a non rispondere a certe cose, a certe analisi, a certe affermazioni. E come stai? Domanda inutile, stai come me e mi scappa da ridere. Ok, sono all'esterno del bar dove nel 2021 vivevo e vegetavo da bravo Novax, secondo una testimonianza assolutamente attendibile, è comparsa sul canale YouTube del nipote di Silvia Radin. Una testimonianza con la voce storpiata e dove mancava l'ultima vocale attraverso la quale si poteva risalire se a parlare fosse un maschio o una femmina. Ok, piccola così precisazione. Giuliano, incidente o aggressione? E se aggressione, chi è stato? E quando questo ha chiuso la strada, lui non si è accorto che c'era dietro il coso, il barito di... Lui ha visto questo furgone che inchiodava, così ha detto è stato un attimo quello che è successo. Non l'hanno picchiato subito, l'hanno toccato col furgone, cioè lui è andato contro il furgone. Poi sono scesi e... Furgone bianco, due persone vestite con jeans e maglietta bianca. Capelli ricci, uno dei due quello che guidava. Capelli ricci, uno dei due quello che guidava. E dovrebbero conoscere quello con la bandana. Pierina l'aveva detto. Manuela stavolta aveva trovato un uomo facoltoso, forse un avvocato. C'era una volta, in una città di mare dove il vento porta segreti e le ombre si allungano sulle strade acciottolate, un uomo che danzava tra le vite altrui come un prestigiatore. Non era un uomo qualunque, no, era un maestro dell'illusione, un camaleonte che indossava maschere di opulenza. Le sue parole erano seta, le sue promesse oro, e le sue auto, quelle auto, scintillavano come trofei di un regno che esisteva solo nei suoi racconti. Si diceva fosse un uomo di legge, o forse un signore del denaro, ma la verità era più sfuggente di un'anguilla. Conquistava fiducia, svuotava tasche e svaniva, lasciando dietro di sé cuori spezzati e conti in rosso. Da sud a nord, il suo gioco era sempre lo stesso: un nome nuovo, un sorriso affilato, una storia di investimenti mirabolanti. Non c'era remora in lui, né per i giovani sognatori né per gli anziani che, con mani tremanti, gli affidavano i risparmi di una vita. Tra le sue prede, una donna anziana, una pensionata dal cuore gentile e dal gruzzolo sudato, divenne il fulcro di una partita più oscura. Questa donna, Pierina, non era una sprovveduta. Aveva occhi che vedevano oltre le apparenze, orecchie che captavano i sussurri. Quando il prestigiatore entrò nella sua vita, portato da mani amiche che lei credeva fedeli, Pierina fiutò il tranello. Non solo scoprì che le promesse di ricchezza erano fumo, ma intravide un intreccio più torbido. Un legame, forse amoroso, forse complice, tra il camaleonte e una figura a lei vicina, una donna dalle mille facce che si muoveva tra le ombre di una relazione proibita. E poi c'era un terzo giocatore, un'ombra nell'ombra, che completava il triangolo, ma il destino, come un drammaturgo crudele, decise di complicare la trama. Pierina, con la sua astuzia, aveva capito troppo, non solo della truffa, ma di quel valzer a tre che si consumava alle sue spalle. I tre, accortisi di essere stati smascherati, non potevano permettere che la verità emergesse. La loro danza doveva continuare, il loro segreto restare sepolto. Così, ordirono un piano, un gioco di specchi per depistare, una messa in scena per confondere. Entrò in scena un quarto personaggio, un uomo qualunque, un pedone inconsapevole. Fu attirato con lusinghe, forse con il miele di una falsa passione, forse con promesse di briciole dal banchetto dei potenti. Ogni suo passo fu tracciato, ogni suo gesto orchestrato, perché apparisse come il fulcro di una storia che non era la sua. Doveva sembrare innamorato, coinvolto, persino colpevole, mentre il vero intreccio, quello tra il camaleonte, la sua complice e il terzo misterioso, restava celato dietro cortine di bugie. E così, mentre le onde di Rimini lambivano la costa e il vento portava via le tracce,
Pierina fu messa a tacere. Il quarto uomo, intrappolato in una ragnatela di menzogne, divenne il capro espiatorio perfetto, un burattino nelle mani di chi aveva scritto il copione. Ma i segreti, si sa, sono come le maree, tornano sempre a galla. Chi era il camaleonte? Un uomo che si diceva vicino alle aule di giustizia, ma le cui mani erano più avvezze ai giochi di prestigio che alle bilance della legge. Un uomo che, con il suo fascino, aveva vinto una donna dal passato burrascoso, forse la chiave di tutto. E il terzo? Un'ombra che si muoveva tra loro, forse un complice, forse un amante, forse entrambi. Il sipario non è ancora calato, le strade di Rimini custodiscono ancora indizi, un'auto troppo lussuosa per un uomo senza radici, un sussurro di promesse mai mantenute, un triangolo che si è spezzato in un bagno di sangue, e mentre il quarto uomo Lang, prigioniero di una colpa che non gli appartiene, il vero colpevole danza ancora, nascosto dietro una nuova maschera. Ma Sherlock Holmes insegna, non c'è crimine perfetto, solo verità che attendono di essere illuminate. Il 28enne Gambiano Deuda Bandea è stato interrogato oggi, mercoledì 23 aprile 2025, dal giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro presso il Tribunale di Milano. L'uomo è accusato dell'omicidio di Angelito Jacob Menansala, un collaboratore domestico filippino di 61 anni, strangolato all'interno di una villa in via Randaccio, nei pressi dell'Arco della Pace. La sera di Pasqua, durante l'interrogatorio di garanzia, Bandea ha ammesso di essersi introdotto nella villa con l'intento di rubare, approfittando dell'assenza dei proprietari. Ha riferito di aver trascorso diverse ore all'interno dell'abitazione, durante le quali ha mangiato e dormito. Tuttavia, ha dichiarato di non ricordare nulla riguardo all'omicidio di Menansala. Questa amnesia selettiva ha destato l'attenzione degli inquirenti, che stanno valutando la possibilità di sottoporlo a una perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e di volere. Il giorno dell'omicidio, Bandea era stato fermato dai carabinieri nelle prime ore del mattino per un tentativo di furto in zona stazione centrale, ma era stato rilasciato poco dopo. Successivamente, si è diretto verso via Randaccio, dove si è introdotto nella villa. Secondo le ricostruzioni, Menansala sarebbe rientrato in casa mentre Bandea era ancora all'interno, sorprendendolo. Ne sarebbe scaturita una colluttazione, culminata nello strangolamento del domestico. Dopo l'omicidio, Bandea è rimasto nella villa per diverse ore, fino al rientro del proprietario, che ha trovato la porta aperta e ha allertato la polizia. Gli agenti intervenuti hanno arrestato Bandea, che ha opposto resistenza ed è stato immobilizzato con l'uso del taser. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e altri elementi probatori per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il comportamento di Bandea durante le ore trascorse nella villa. La decisione del giudice sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare è attesa nelle prossime ore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.